Cominciamo sempre chiedendoti da che ambiente familiare provieni. Vengo da una famiglia di intellettuali, mia madre insegnava musica e suo marito, che poi non è mio padre, è Renato Caligaro, quindi vengo da una famiglia insomma, di intellettuali, aperta, comprensiva, sì, anche se era una famiglia diciamo un po' particolare, perché appunto non avendo il padre, insomma era una famiglia così. Però è chiaro che ha influito su di me, nel senso che già prima appunto del 68, insomma, cioè perché io, come dico, cresco, l'adolescenza, insomma, c'è il passaggio dall'adolescenza, dalla fanciullezza all'adolescenza, perché insomma a 14 anni. Beh, il clima che si respirava, naturalmente in casa, sì, non so, fai conto, sempre musica classica, non so, mia madre era vietata la televisione, insomma, tutta la mia infanzia io non ho mai visto una trasmissione televisiva, quindi, però chiaramente con le mie amiche, i miei amichetti già si sentivano appunto i Beatles, perché nel 64 cominciano a uscire i primi dischi dei Beatles e quindi noi cominciamo così a crescere con questa dicotomia. Poi mia madre ha avuto una bella idea che dunque in seconda media, se non sbaglio, inferiore, si dice media, si diceva media, mi manda a Londra un mese per studiare un po' l'inglese ed era proprio il boom di Cannabis Street, dei freak, cioè, quindi io passo dal Friuli cioè un po' vecchiotto, insomma così, a una Londra che in quel periodo era strepitosa, anche se ero molto piccola perché infatti ero affidata a una sua collega, quindi vivevo insomma in famiglia, no? Però insomma ho visto quello che forse si vedeva in America, ecco, insomma, quindi c'era per me anche il fatto dei costumi, insomma, no? C'era Mary Quant, la minigonna, insomma, c'erano tutti questi cappelloni, cioè Londra era una cosa incredibile rispetto a quello che vivevamo qui, appunto, in una città di provincia come Udine, insomma. Quindi c'era quel passaggio lì, ecco, diciamo che alle medie ho avuto la possibilità di, così, di guardare fuori dalla città e poi invece proprio, vabbè, la scelta del liceo classico era anche un po' influenzata dai miei, ecco, nel senso che cioè, è chiaro che hanno spinto perché facessi una scuola formativa, insomma, ecco, diciamo così, cioè che mi desse una preparazione generale buona, insomma, quindi anche se non ero una cima, insomma, a scuola, non ero tra i migliori, quindi però, insomma, mia madre, insomma, mi ha spinto, ecco, anche nella scelta del liceo. Quali erano anche le tendenze politiche, le opinioni politiche dei tuoi familiari? Beh, è chiaro che c'erano discussioni, cioè da me arrivavano, diciamo, tutti gli intellettuali di Udine, quindi devi considerare la mia età, perché non è che, cioè, pur partecipando appunto anche agli incontri serali, insomma, che c'erano molto spesso a casa dei miei, cioè io ero insomma ancora piccola, però non so, c'era, Renato era molto amico di Juan Ragagnin, quindi c'erano molte discussioni sulla letteratura, cioè sul modo di scrivere, sulla musica. Diciamo che erano più discussioni imperniate sull'arte che sulla politica, però chiaramente politicamente i miei erano antifascisti, democratici, di sinistra, e quindi insomma l'infarinatura era quella, insomma, quindi io insomma, sono cresciuta in quegli anni lì che poi è proprio stato il passaggio fino all'adolescenza, insomma, proprio con loro due, insomma, quindi anche se appunto, ripeto, cioè, Renato è entrato nella mia vita quando io avevo 10 anni, insomma. Per te è stato fondamentale anche l'incontro con determinati professori. E, come dicevi, diciamo un contesto in cui si discuteva di tutto e di tutti. Cioè il liceo classico era considerato la scuola migliore, insomma, di Udine, quindi un po' per quello, un po' perché appunto mia madre diceva, vabbè, intanto proviamo, fai il liceo, che poi il liceo ti apre tutte le strade, anche perché chiaramente a quell'età lì non hai l'idea di che università fare, eccetera. Il liceo classico rappresentava, e dopo ti dirò, ma insomma ha rappresentato per me moltissimo, anche nella formazione, come dire, userei la parola del senso critico, che è una cosa per me fondamentale,
perché ho avuto la fortuna di avere anche degli insegnanti molto validi, ma non so se è il caso di continuare perché, non so, al liceo io ho avuto Ceronica Doresi, quindi ero nella famosa mitica sezione E dove si faceva molta politica, ma ormai i passi, diciamo, sono andati troppo avanti. Però avevo come insegnante di filosofia Ceronica Doresi, ma come dire, nell'ambito scolastico della scuola avevamo altri professori come Sarti, insomma altri più grandi professori che ci hanno formato. Quindi il 68, sì, dopo se vuoi torniamo indietro, perché è il mio ingresso al ginnasio, e quindi il 68 per me è stata una palestra politica, ma anche, come dire, un metodo di studio che, se vuoi, magari non abbiamo studiato molto, no? Perché poi c'è anche da dire questo, perché non abbiamo studiato altro, se vuoi. Cioè, mentre non abbiamo avuto, diciamo, la preparazione che di solito io, facciamo per me, il liceo classico, nel senso che però abbiamo avuto la possibilità di leggere e discutere, per esempio nell'ambito della filosofia, sugli autori contemporanei, moderni, e quindi è stata una palestra anche di pensiero molto molto importante al liceo. Io credo che ci sia stata sempre una frattura tra la Udine, come dire, calma e i movimenti, però tieni conto che i movimenti studenteschi, con le manifestazioni degli studenti, avevamo centinaia e centinaia di studenti in piazza, che poi decresce, insomma, con i movimenti politici, però in quel momento lì c'è un sacco di gente che partecipa al movimento studentesco e quindi anche da fuori, quindi c'era anche questo rapporto tra Udine che diventava un fulcro anche di lotta, di impegno, e poi invece rispetto alla provincia, insomma. C'è stato, secondo me, questo legame col territorio in quel momento lì molto forte. E Udine, sai, noi vivevamo un po' nell'ambiente nostro, avevamo i quartieri, avevamo il Borgo Villalta, eravamo separati, come dire, anche come zone, insomma, no? Frequentavamo molto più o meno i stessi luoghi, le stesse cose. All'inizio invece, proprio 68-68, se vuoi c'era l'impegno di anche altre associazioni che ci davano le sedi, che ci aprivano le sedi, la partecipazione dei docenti che ho citato prima, insomma, che ci aprivano le aule il pomeriggio, c'era questa disponibilità e anche partecipazione dei docenti stessi. Io mi ricordo che Sarti, poveraccio, nel senso che questo professore di filosofia, che non era il mio, però insomma veniva lì e partecipava anche alle riunioni, c'era un dibattito con i docenti, c'era una cosa, docenti, professori. E quindi c'era anche un ambiente così di crescita collettiva, secondo me molto bello. C'era un periodo incredibile, perché lì nasce, poi c'era Turoldo, si faceva il cineforum, si discutevano i film, ogni film alla fine c'era un dibattito notevole e quindi c'era veramente una crescita culturale incredibile. Tu sei arrivata al liceo classico proprio nel 1968. E qual è stato l'impatto? Guarda, io entro e c'è subito, diciamo, l'occupazione dello Stellini, quindi i miei ricordi sono questi, cioè un impatto con, chiamiamola la politica, però si parlava soprattutto di educazione scolastica, cioè di metodo di studio diverso, perché noi nell'occupazione dello Stellini leggiamo Lettera a una professoressa. Allora, per dirti il clima, quindi io entro al ginnasio, che poi appunto eravamo un po' più piccoli, mentre i più grandi, quelli che erano già alla quarta, quinta liceo, dirigevano, insomma, no, l'occupazione. Io mi ricordo appunto di Tamburlini, Bovensi, insomma, che c'erano quelli più grandi, loro chiaramente dirigevano la cosa, noi ascoltavamo, ma per me è stato appunto un impatto, io ho avuto un altro liceo, da subito non ho avuto il liceo classico, poi naturalmente durante le ore scolastiche poi rientriamo nella domanda in cui mi hai chiesto, cioè rapporti con i miei compagni di classe, eccetera, però era molto influenzata dal clima,
cioè il liceo classico è stato quello praticamente che ha fatto di più durante la lotta studentesca, quindi era un po' il simbolo, insomma, anche se vuoi, delle lotte studentesche a Udine. E quindi era molto, cioè la vita era scolastica, ma era anche politica, insomma, diciamo così, da subito. Nell'ambito strettamente scolastico, quello che mi hai chiesto, i rapporti con i miei compagni di classe, sì, sono stati molto buoni da subito, anche però devo dire che facendo le 2 classi di ginnasio, io l'ho fatta in una sezione e poi sono appunto nel liceo, invece ho cambiato, sono andata nella mitica soprattutto per scelte, come dire, di scelte politiche, di docenti, insomma, quindi, però io tuttora, insomma, abbiamo rapporti molto buoni, soprattutto con quelli, diciamo, del triennio del liceo, quelli del ginnasio, diciamo, un po' meno. C'era comunque, si sentiva un po' la differenza tra quelli che abitavano in città e quelli che abitavano in campagna, ecco, se vuoi, come differenza di classe, che poi non so perché non era tanto la classe, perché più o meno erano tutti, non dico ricchi, ma benestanti, insomma, anche perché noi appartenevamo alla piccola borghesia, insomma, non eravamo ricchi, insomma, però diciamo che la media era, insomma, non c'era questa differenza di classe all'interno del liceo. Si sentivano i ricchi, ricchi, però insomma il clima secondo me come dire, aiutava era un po' scomparso, insomma, sai, quella classica modo di fare, insomma, del liceo classico. C'era un po' questa differenza tra chi veniva da fuori, perché poveracci dovevano prendere il corriere, si alzavano alle 5 per arrivare lì alle 8, invece i cittadini erano un po' più, come dire, sgai, tra virgolette, insomma, nel senso che eravamo più amici, insomma, tra quelli di città. Però non c'eravamo, e c'era, è chiaro, c'era chi rifiutava un po' il clima, c'era chi rifiutava di partecipare alle occupazioni, c'era chi non voleva, insomma, noi mi ricordo facevamo i picchetti, insomma, c'era un clima abbastanza subito dopo, non subito, ma già nel 69, insomma, il clima era un po' caldo. E sì, non tutti partecipavano naturalmente a quella nostra conduzione, insomma, a quella nostra vita politica. Però no, non c'erano mai stati scontri forti, noi abbiamo avuto degli scontri con i fascisti, ma questo è un altro discorso, se voi apriamo questo capitolo particolare. C'era come una differenza al liceo classico, c'era A, B, C, D, se vuoi finire, E, F, G, che erano 2 sezioni più di sinistra, dalla E in poi, un po' più di destra, la A, la C, cioè, e quindi, come dire, eravamo anche un po' separati, 2 mondi anche un po' separati anche dal mondo dei professori, cioè c'erano 2 modi di studiare anche al Liceo Stellini, dopo questa cosa. Quindi no, scontri interni, ti ripeto, diciamo sono stati politicizzati, ma non all'interno tra di noi, insomma, all'interno della classe. All'interno della classe facevamo grandi discussioni, ma perché già eravamo cioè proprio, non so, poi c'erano i gruppi, c'era il Partito Comunista, cioè quindi discussioni all'interno della sinistra, c'erano grandi discussioni, però come dire, come affrontare le varie situazioni. Non scontri li abbiamo avuti appunto per una parte, insomma, la parte fascista, perché c'erano anche i fascisti al liceo, insomma noi abbiamo avuto anche i nostri bei processini quella volta. Anche anche all'interno del liceo noi proprio abbiamo fatto delle manifestazioni anche abbastanza dure antifasciste, abbiamo avuto anche dei processi, insomma, c'erano scontri di piazza, cioè con i fascisti, c'era un clima un po' subito dopo, insomma, perché parliamo già del 69, se dobbiamo limitarci al 68 era, diciamo, era questo il senso di questa cosa. I fascisti erano molto attivi perché guarda che mi fate ricordare un periodo per cui io ho bruciato le tappe, diciamo, no? Cioè nel senso che è stato così intenso quel periodo che mi sembra una pezzo di vita che poi era dal 68 al 76, che poi si è chiusa, cioè molto breve, che però per me è stato, come dire, molto intenso e molto lungo, non so come dire, devo rientrare in un altro pezzo di vita.
Nel 69 scoppiano le bombe di Piazza Fontana a Milano e noi cominciamo subito ad avere una reazione molto forte. Già siamo iscritti, insomma partecipiamo al gruppo di lotta continua, c'era già Potere Operaio, c'erano i maoisti, e quindi anche i fascisti erano molto organizzati, c'era il MIS, poi se voi vi ricordate c'è Peteano, c'è il dirottamento quindi noi avevamo i fascisti di Udine molto attivi in questo senso. Quindi proprio noi mi ricordo scontri di piazza molto forti con il Partito Comunista che cercava, come dire, di separare, cioè di tenere calmi gli animi, però insomma ci sono state delle manifestazioni molto dure. Tu dai una grande importanza, diciamo così, alla discussione sul metodo di studio, alla contestazione del metodo di studio, e quindi con una serie di riflessi che riguardano anche lo stesso modo di porsi della classe, no? Gli banchi fatti in un certo modo. Arrivavano quelli dell'università, arrivavano quelli che erano a Trento, arrivavano quelli che erano a Venezia, cioè seguivano un po' quella degli studenti medi, ma noi eravamo proprio, cioè, è nata così delle occupazioni scolastiche e abbiamo messo in discussione il metodo di studio soprattutto, ecco, poi mi ricordo addirittura noi nelle nostre classi abbiamo rivoluzionato il metodo dei banchi, abbiamo fatto ferro di cavallo, giù la cattedra, insomma abbiamo cominciato a mettere subito in discussione anche il metodo di insegnamento, il modo di studiare. Sì, forse appunto col senno di poi diciamo, beh, forse se avessimo studiato un po' più di greco e latino forse avremmo fatto meglio, però, come dire, la nostra formazione globale credo che a noi sia servito molto quel periodo, almeno a me è servito molto, nel senso che ci ha fatto insomma, stare al mondo in maniera diversa, credo, ecco. Anche all'interno della scuola io mi ricordo che denunciammo proprio in un'assemblea studentesca, per me fu molto, molto duro perché dovevo affrontare questi argomenti, denunciammo proprio la questione del dirottamento del Fokker, non mi ricordo come si chiamava, perché c'è stato Peteano e il dirottamento. Noi abbiamo fatto praticamente una grande controinformazione in quel periodo e denunciamo con nomi e cognomi, insomma, perché si sapeva insomma, chi c'era dietro queste cose, oltre al processo che iniziò per Peteano, che impegnò il mio telefono, che impegnò l'avvocato Battello, altri avvocati di Udine, che portarono alla luce, perché chi erano stati condannati dei 4 poveracci o 3 poveracci, se non mi ricordo, insomma, che non c'entravano niente, quindi il lavoro di controinformazione fu molto importante in quegli anni. Abbiamo pubblicato noi anche dei fascicoli, di cui tengo copia, 1 o 2 fascicoli, non mi ricordo, che si chiamava La peste in Friuli, se non sbaglio, dove abbiamo noi fatto un lavoro molto molto accurato. E noi eravamo da una parte e loro dall'altra, cioè noi sapevamo insomma, chi c'era nella sede delle MIS, non è che faccio nomi adesso, però insomma, e altri gruppi fascisti molto, molto duri. Insomma. Quindi dal 69 lì lo scontro si acuisce, insomma, non è più il movimento studentesco, non è più appunto la critica al metodo scolastico, ma ormai siamo in piena battaglia politica. Io insomma ho fatto una scelta in quel periodo lì, appunto appartenevo già alla lotta continua. Adesso non ricordo neanche molto bene perché poi eravamo sempre quelli, no? Praticamente non è che a Udine ci fosse questo grande movimento, però subito alcuni fanno delle scelte operaiste, quelli poi c'erano i maoisti, poi invece la lotta continua a metà strada che poi si occupa anche di soldati, perché noi qui avevamo l'occupazione militare, diciamo così, insomma, la servitù militari e quindi avevamo anche questo grosso impegno. Sì, c'erano rapporti, relazioni continue e anche naturalmente qualche antagonismo, insomma. Non mi ricordo esattamente l'anno, ma io sono stata anche, cioè prima, quindi credo 68, sono stata anche per un periodo iscritta alla FIGC.
Ho partecipato, diciamo, alla vita per poco, insomma, del Partito Comunista. E beh, nelle scuole aveva meno presa, no? Cioè, io adesso francamente non ricordo, ma non c'erano, cioè nel senso non erano presenti come noi, come i gruppi, perché erano movimenti anche spontanei, non è che appartenessimo, cioè nella scuola lavoravamo tutti assieme, c'erano i CUB se non sbaglio, comitati unitari di base, non so cosa, cioè tutti partecipavamo a fare i manifesti, i tazebao, perché si usavano molto i tazebao, i volantini, quindi c'è molta attività dall'inizio, dalla mattina alla sera, che poi insomma ci impegnavano anche, perché poi dopo la cosa va avanti, insomma non ci occupiamo più solo di scuola, ma anche di altri settori, come sai, insomma nel 69 cominciano le battaglie anche nelle fabbriche, quindi c'era una crescita di movimento molto forte. Beh, il PC in quel momento noi lo sentivamo non come antagonista, ma come un freno, insomma, no? Poi sai benissimo, poi fino al 76, perché quello è la deadline, ma forse stiamo andando troppo avanti, però la crescita del movimento del Partito Comunista, le scelte di Berlinguer, 75-76, no? I gruppi a quel punto finiscono, i gruppi, per esempio Lotta Continua si scioglie nel dicembre 76, fa proprio una scelta politica. C'è il movimento delle donne che incide moltissimo su queste vicende, anche sulla chiusura del gruppo, e quindi si mescolano una serie di questioni che fanno crescere anche il voto nel 76, si sperava nel famoso sorpasso. E quindi cioè, il clima politico ricambia, no? Secondo me, cioè, dal 76, poi c'è il 77 ancora con i movimenti di Bologna, ma è già calando, naturalmente non parlo delle Brigate Rosse perché non è il mio argomento, però lì il legame cambia anche col Partito Comunista. Prima del 76, dal 69 al 75, diciamo, le cose erano separate, insomma. Sì, ci si trovava nelle grandi manifestazioni, però il legame non c'era, insomma, lo vedevamo come un freno. Beh, sai, tutta la battaglia poi operaia, non dico a Udine perché c'era stata, ma se penso ai movimenti nazionali della Fiat, della Pirelli, e quindi la forte repressione che c'è stata dopo le bombe. Lì devo sottolineare, quel periodo lì c'era un impegno da parte mia, ma non solo da parte mia naturalmente, nel movimento delle donne. C'era questa grande discussione che poi riguardava anche la politica, perché io non ho parlato del fatto che le donne comunque partecipavano a tutti questi movimenti, però erano le cosiddette regine del ciclostile. Io anche dei manifesti, nel senso che tiravo con la serigrafia i manifesti, però i leader erano sempre tutti maschi. Io ho vissuto anche il fatto della generazione, no? Nel senso che subisco, cioè questi che avevano 5 anni più di me, cioè, c'era determinante, quindi c'era questa doppia oppressione, chiamiamola così, politica, nel senso che c'erano tutti maschi, tutti più vecchi. Cioè. Quindi in quel momento lì c'è una grossa partecipazione femminile ai movimenti, anche a Udine. Si creano molti gruppi di autocoscienza, cioè anche all'interno dei gruppi politici stessi, ma anche nel Partito Comunista, insomma, con l'UDI, cioè c'è una grande forza che si scatena. Le manifestazioni nazionali delle donne sono state delle manifestazioni veramente strabilianti a Roma, cioè noi avevamo messo in piedi un movimento incredibile. Tieni conto che c'era la battaglia per il divorzio, che abbiamo vinto, c'era la battaglia per l'aborto, che abbiamo vinto, e quindi c'era un momento di grande impegno del movimento femminista. Il movimento delle donne ha messo in crisi l'organizzazione di lotta continua. È stato così. L'ultimo congresso, io me lo ricordo, a Rimini, e lì presero la parola molte donne
E Adriano Sofri, che non era scemo e non è scemo, ha capito, insomma, aveva capito poi insomma, cosa stava succedendo anche fuori, no, dai gruppi, perché c'era una parte che era andata nella lotta armata, quindi c'era una degenerazione. Poi il 77 ha creato proprio così questo salto, no? E lì si sciolse il gruppo, proprio, c'è proprio una decisione politica, naturalmente rivendicazione anche grande, grandissima delle donne. Bisognerebbe rileggere gli atti di quel congresso, perché in effetti mettevamo in discussione il rapporto donne-politica, eccetera, eccetera. Quindi finisce lì, diciamo, ecco, così si conclude, diciamo, l'evoluzione dal 68 al 76, poi inizia un'altra vita, insomma. Ecco, poi volevo chiederti come hai maturato la scelta di una facoltà, architettura nel caso, e che cosa ha rappresentato questo per te? Esco appunto dallo Stellini e decido di fare architettura, però vado a Roma, perché per una cosa che è legata appunto anche alla famiglia, nel senso che c'era la disponibilità di una casa che Renato aveva in affitto perché lavorava a Roma, insomma tutte queste vicende che di solito incidono sulla scelta anche familiare, per cui potevo usufruire di questo piccolo appartamento romano e faccio il primo anno a Roma. È il 74-75, sì. E anche a Roma partecipo ai movimenti delle donne, c'era ancora lotta continua. Vivo nel quartiere di San Lorenzo, quindi un quartiere popolare che a quell'epoca era bellissimo ed era il quartiere rosso. Quindi insomma ho fatto una vita molto bella in quell'anno lì, mi ricordo. C'era come insegnante, avevo Nicolini, che faceva a quell'epoca l'assistente, quindi c'era, beh, Nicolini diventa poi famoso, no, per le estati romane, ma in quel periodo lì era ancora assistente alla facoltà di architettura, avevo Zevi, cioè insomma, e comincio a affrontare insomma, problemi così legati all'architettura, all'occupazione delle case, perché anche lì c'era un momento a Roma anche molto impegnati perché c'era il problema dell'abitazione che era molto forte, quindi vabbè, inizio così l'università, quindi non stacco politicamente, stacco come città. A Roma mi trovo molto bene, mi piace molto, però così per fatti personali ritorno in Friuli per il secondo anno di facoltà e mi iscrivo a Venezia, dove poi mi laureo, insomma. Quindi ritorno a Udine nel 76. Sì. Hai avuto questa esperienza di un anno a Roma e poi dopo, diciamo, che tipo di legame hai avuto in tutti questi anni, decenni con Udine? Io non mi sono mai stancata di Udine, non ho mai detto voglio andare via da Udine, ecco, cioè non ho mai avuto questo atteggiamento. Ho approfittato di quella possibilità per andare a vivere a Roma, che adoro, come seconda città dove sto benissimo, dove proprio cioè, la bellezza insomma, di Roma mi affascina sempre, quindi avevo avuto questa possibilità, ma non fuggì da Roma, cioè non è che dico ah no basta questa città di provincia, non ne posso più, no, io ho sempre avuto questo legame fortissimo con Udine e col Friuli, quindi per me il rientro non è stato traumatico. Sì, certo mi dispiaceva lasciare Roma con la sua appunto diversa, come dire, qualità della vita, anche perché lì insomma non aveva fatto la possibilità di cinema, teatri, eccetera, era molto diversa da qua. Ma in quel periodo lì non è che facessimo grande vita, come dire, montana, cioè quindi era abbastanza, come dire, sobria, anzi dura direi, anche perché i passaggi economici della famiglia non erano molto lauti, quindi cioè, facevo vita grama, insomma, riuscivo a mangiare, cioè, si mangiava in mensa, insomma, era un po'. Quindi per me il ritorno a Udine è stato anche un piacere, insomma, devo dire, non ho mai avuto, ho avuto sempre forte questo legame con la città, perché ritrovavo lo stesso gruppo, gli stessi amici, le stesse compagne, insomma, quindi non ho avuto nessun passaggio brusco o traumatico nel rientro a Udine, anzi c'è stata una sorta di continuità, insomma, nella mia vita.
È stata una scelta sofferta, però mi piaceva, diciamo, il lato artistico della facoltà, più che, come dire, tecnico. Mi ha sempre affascinato, nel senso, il disegno, arte, il design, cioè, quindi avevo delle passioni particolari in quel periodo, ho sbagliato ad abbandonare perché avevo cominciato una lettura particolare, dopo diventa una decrescita, il discorso sulla decrescita ambientale, però tutto il discorso dell'ambiente in quegli anni si cominciavano ad affrontare l'architettura e ero molto affascinata dall'architettura dei giardini, quindi c'era tutto questo aspetto ambientale. Difatti il primo abbozzo di tesi che feci dopo, poi cambiai totalmente, riguardava la questione dell'inquinamento dell'ICFI. Non so se ve la ricordate, questa fabbrica a Nimis, dove c'era un grosso problema di inquinamento delle acque, cioè cominciai a impostare una tesi di questo tipo. Frequentavo le lezioni di Bettini, che era un noto, come dire, ambientalista. Poi naturalmente le vicende della vita mi portarono ad altro, appunto, a studiare la storia dell'architettura, poi la mia tesi di laurea fu completamente diversa, mi occupai di neoclassico udinese. Complessivamente, con quello strumento magico o imperfetto che è il senno di poi, che giudizio complessivo dai del 68? Quelli che dicono che il 68 non ha avuto nessun valore, cioè io proprio non riesco a capirli. A parte c'è la vicenda personale, ma esulando anche da questo, c'è il fatto di una crescita del metodo del modo di vita proprio per le donne. Cioè, mia madre, come dicevo prima, era una donna, come dire, intellettuale, all'avanguardia, cioè, però il passaggio da mia madre a me, cioè una generazione, diciamo, è stato un grande salto, insomma, quindi anche questa cosa della coscienza politica, del fatto di essere donna, di poter vivere in un certo modo, la tua libertà, la tua scelta, cioè è stato un passaggio fondamentale secondo me per le donne e per tutta la società. Non avremmo vinto, secondo me, né il divorzio né l'aborto, cioè se non ci fossero stati quei movimenti lì, cioè il 68 ha rotto uno schema, cioè certo io non posso, come dire, giudicarlo perché non ho vissuto prima, nel senso che io sono subito entrata in quel mondo lì, cioè non è che ho fatto 5 anni di liceo e poi ho detto ah boh, si è rotto tutto, no, perché io entro subito nella rottura, quindi non posso giudicare il passaggio, però col senno di poi, ma certamente c'è la mia vicenda politica, perché per la società italiana secondo me è stato fondamentale il 68. Dopodiché gli errori, certo, quello che ti dicevo già prima, cioè il fatto che se noi avessimo capito che sì, c'era da scardinare il modo e il metodo di studio e cambiare la società classista, il modo di studio anche di classe che c'era, noi eravamo coscienti di questa cosa qui, dopodiché il passaggio è stato forse un po', come dire, brusco, ma come in tutte le cose secondo me, no? Cioè, hai fatto una rottura e dopo dici, ah però se avessi studiato di più il greco e il latino, se avessi fatto, sì d'accordo, però non avresti fatto quell'altro. Cioè io mi ricordo che appunto in liceo noi parlavamo analizzavamo l'opera di Sartre e parlavamo della differenza tra marxismo e esistenzialismo, cioè voglio dire, e parlavamo dei libri di Simone de Beauvoir, cioè ci ha cresciuto, ci ha fatto crescere moltissimo, naturalmente con molte carenze, cioè io ti dico, io ho dovuto poi all'architettura, per esempio, per farti un esempio, sono arrivata all'architettura, avevo analisi 1 analisi 2, io la matematica al liceo classico l'avevo fatta malissimo, quindi ho dovuto mettermi a studiare, cioè nel senso che dicevo, vabbè, riprendiamo da capo tutti i programmi del liceo, nel senso che ho dovuto rifarmi ho avuto un po' di difficoltà in questo senso, sì, nel senso che dopo dice, ma guarda tu però se avessi fatto meglio analisi 1, analisi 2 anche al liceo, forse non ero in quella... Cioè, voglio dire, è chiaro che forse avremmo dovuto avere, però avremmo dovuto avere per esempio più professori amici,
nel senso che questa cosa qui, cioè sai quanti non ci hanno dato una mano, no? Tra virgolette, nel senso che alcuni si confrontavano continuamente e anche ci spingevano, ci aiutavano. Quella cosa lì del cineforum, cioè il senso appunto, l'elaborazione del senso critico, della cultura, eccetera. Cioè se tutti, no? Perché quello è un pezzo di società, non ha partecipato a questa cosa, no? Abbiamo fatto degli errori, certamente, però secondo me, dal punto di vista delle donne, dal punto di vista della società in genere, dei costumi, dal punto di vista anche dell'organizzazione della fabbrica, cioè lì si è rotto con la Fiat, la Pirelli e anche qui le piccole fabbriche dove gli operai si riunivano e facevano le assemblee, riuscivano a organizzarsi all'interno o anche nella scuola stessa ci sono stati consigli cioè abbiamo creato un mondo che poi forse è andato perso, ma c'è stata, noi non abbiamo mai analizzato bene quanta repressione con le bombe ci sono state, perché c'era stato l'attacco e le vittorie del movimento operaio, perché ci sono state le bombe a dicembre del 69. Cioè, allora, per me è tutto un dato positivo, no? Nel senso personale certamente, ma penso anche per tutto il paese. Cioè, Udine forse, però insomma c'eravamo anche noi, cioè, forse non avremmo denunciato Peteano se non c'eravamo noi, forse non si riusciva a capire che chi aveva fatto il dirottamento del fuoco erano i fascisti. Allora, vedi l'importanza secondo me di quell'impegno lì. Perché altrimenti, dopo sai benissimo come sono andati i processi di Piazza Fontana e di seguito, no? Sappiamo come sono andate le cose. Però per me è stata la risposta a un movimento importantissimo. Dopodiché, sai, 76, Berlinguer, Moro, l'uccisione di Moro, cioè tutti i ragionamenti su una repressione di un movimento che è stato importantissimo per questo paese. E le domande finali sono quelle topiche, no? Che possono anche essere sganciate dal 68. Un libro, un film, una canzone. Tra gli ultimi di Turoldo, sì, perché per me è stato quel periodo lì. Martin Eden, perché è il passaggio dalla fanciullezza all'adolescenza, come simbolo di libro di quel periodo. E naturalmente i Beatles, quello che volete, Let It Be. Ecco, per me è stata una cosa, quelli che ti segnano, per quello Martin mi segna, gli ultimi mi segnano, i Beatles mi segnano. Cioè, per dire adesso, però è così. Cioè, per me quel film lì è stato un colpo, nel senso che me lo ricorderò finché cambia, cioè nel senso proprio... e in quell'ambiente lì di sinistra, come dire, questa cosa qui, cioè degli impegnati, mia madre, questa... anche cattolici, cioè io mi ricordo che se ne parlava, cioè per me è stato un momento, non mi ricordo l'anno esattamente in cui l'ho visto, però è prima senz'altro del 68 e comunque dopo credo sia stato ridato lì al Cineforum delle Grazie.